I libri dialogano fra di loro. Vi ricordate le Terme dei Rimani pubblicate da Lord Burlington nel 1730? Bene, nel 1785 risponde un vicentino, Ottavio Bertotti Scamozzi, con un'edizione italiana di quel libro. È un'edizione corretta non solo perché nel frontespizio c'è il ritratto del Palladio all'italiana e non lo strano Palladio senza la barba, tipico degli inglesi, ma nel libro c'è un'immagine in più. È la pianta delle Terme di Agrippa, che era l'unica pianta delle terme che mancava dalla pubblicazione di Lord Burlington. Come mai? Lo scopriamo aprendo il libro di Temanza, che nel 1770 scrive la vita di Palladio e dice: Riccardo Conte di Burlington ha pubblicato il libro sulle terme antiche e non manca niente tranne che la pianta delle terme di Agrippa, che fortunatamente io posseggo di mano dello stesso Palladio.